Tornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, nell'edizione odierna di Repubblica è sfuggita una notizia ai colleghi, diciamo, cioè è sfuggita una notizia che contraddice, diciamo, tutta la narrazione sulla guerra in Ucraina, sulle magnifiche imprese dei volonterosi. Perché? Perché oggi Repubblica pubblica, scusate, un'intervista all'ex ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che è stato a lungo ministro degli esteri di Zelensky anche nella fase dell'invasione, nelle fasi più calde della guerra, titolata come segue: Kuleba, la svolta è lontana, solo l'America può imporla. Solo l'America può imporla. Il virgolettato con cui attacca l'intervista è il seguente: nell'ultima settimana abbiamo vissuto 3 notti terribili. Poi una mattina Trump ha definito pazzo il presidente Putin e abbiamo assistito a un miracolo. Per 2 sere consecutive Kiev non è stata attaccata. Cioè, cosa sta dicendo Kuleba? Che la dinamica in corso, al di là della narrazione portata avanti in primis da Repubblica, è che c'è una strettissima via per per portare Putin in modo credibile a un tavolo negoziale per uscire dalla guerra, e questa via è battuta solo, esiste solo e porterà da qualche parte solo perché c'è l'amministrazione americana guidata da Donald Trump. Ed è la cronaca degli ultimi giorni, perché quando la situazione ormai sembrava avesse definitivamente deviato dal negoziato, Trump ha fatto quell'uscita molto pesante, dicendo appunto, come dice Kuleba, Putin è completamente impazzito e non ha capito che solo grazie a me alla Russia non sono accadute cose brutte, intendo davvero brutte. Poi c'è stata la famosa risposta di Medvedev che, come dire, ogni tanto eccede con la vodka perché tiene posizioni apocalittiche che per esempio Putin non ha mai espresso, ricordando a Trump che la cosa davvero brutta è la terza guerra mondiale. Ha perfettamente ragione, ma se entriamo in questa escalation mentale folle che mi ripugna solo a pensarla, la Russia ha solo da perdere in uno scontro, perché convenzionalmente sarebbe sconfitta dagli Stati Uniti. Se invece andiamo sul nucleare siamo all'apocalisse del mondo, quindi anche della Russia. Ma al di là delle uscite di Medvedev, poi Trump ha ribadito Putin sta scherzando col fuoco, e davanti ai giornalisti che lo incalzavano ha detto, alludeva in generale, come dire, altre leadership, però citando anche Putin, non hanno capito che io sono molto più tosto di questa gente, ma non voglio esserlo perché voglio portare in fondo il negoziato. Bene, dopo questa escalation linguistica di Trump, incredibilmente la Russia sterza narrazione completamente, dice no, ma siamo pronti a un secondo round di colloqui a Istanbul e stiamo allestendo il memorandum, che era l'intesa con cui ci eravamo lasciati al termine del primo round di colloqui. Sarebbe il memorandum, diciamo, delle regole di ingaggio del negoziato. Vediamoci il 2 giugno, andiamo avanti. Oggi c'è stata una telefonata tra Rubio e Lavrov, quindi ai massimi livelli, diciamo, escluso Trump e Putin, appunto per parlare concretamente dei negoziati che si dovrebbero tenere il 2 giugno. Tutto questo per dire cosa? Che a Repubblica, con l'intervista a uno che è sul campo, a un leader ucraino che da anni vive la tragedia della guerra, la tragedia dei connazionali morti, che ha visto l'impasse e la sofferenza immane del suo popolo, ci ha detto che l'unica chiave per uscirne è l'America e la via negoziale di Trump. Ecco, è meglio che i volonterosi abbiano la volontà di stare fermi, immobili, sicuramente non di, come dire, incentivare un riarmo tedesco, per cui, come ha detto Merz, l'esercito tedesco deve ridiventare il più potente d'Europa. L'ultima volta che lo è stato non è andata benissimo per il mondo, diciamo. Quindi fermi. Macron può riporre il cappello da Bonaparte prima che prenda un altro schiaffo da Brigitte, e lasciate fare quello che dice Kuleba, non un pazzo, un estremista maga con la bandana confederata. Lasciate lavorare l'America, lasciate lavorare Donald Trump. Grazie a tutti, ma rimanete inchiodati qui perché sta per arrivare Vittorio Feltri col Bamba della settimana.